Dopo soli 7 giorni dall'avvio del servizio di vigilanza privata notturno lungo le strade di Mogliano contro i furti in abitazione, non solo l'amministrazione supera le critiche della minoranza, ma rilancia. Il vice sindaco Muraro si sbilancia e si dice convinto che il servizio, sperimentale per 6 mesi fino al 28 febbraio, proseguirà addirittura fino al 2029. Sono sicuro, e questo lo dico apertamente anche come movimento politico della Lega, noi chiederemo che ci sia la continuità di questa operazione perlomeno per tutto il mandato. A una settimana dal via il bilancio è positivo. Un'auto di una società di vigilanza privata, finanziata dall'amministrazione comunale con circa 60.000 euro, sarà in movimento dalle 22 alle 6 tra la stazione e le frazioni. Ho avuto tantissima gente che mi ha chiamato personalmente dalle varie frazioni e anche dal centro, perché già vedere una macchina di vigilanza privata che gira per le vie, per le viuzze magari che non hanno mai visto carabinieri o altro, dà un senso di sicurezza. Il servizio è in collaborazione con le forze dell'ordine, in particolare la polizia locale. Nelle ore più calde abbiamo anche nel centro città, nei momenti della movida, la nostra polizia locale con carabinieri e questa macchina che è a supporto della sicurezza, perché loro possono solamente chiamare, fare chiamate di emergenza. Credo che sia un investimento ben fatto per la nostra città perché dà tranquillità e sicurezza ai nostri cittadini.